E poi per quanto riguarda la gara di Vittorio Veneto, al secondo posto Andrea Zamperetti dell'Ovest Vicentino, Luca Bettini al terzo per l'Atletica Mogliano, quindi una coppia di Mogliano. Nella gara invece di Rossano, sempre vittoria di Beailu Roveri davanti a Gerardo Casarella delle Fiamme Oro e poi Giorgio Lodo della Confindustria Rovigo, quella nuova società di Rovigo che è nata dalla fusione delle due società rodigine. Dovranno percorrere un giro piccolo e un giro medio i concorrenti di questa gara. Faticano a trattenere i giovani scalpitanti giudici di partenza. Vedremo se l'atleta della Mogliano riuscirà a confermare la sua supremazia in questa categoria. Beailu Roveri che ha sulla maglia il numero 59, lo vediamo che si è già portato al comando della gara. Beailu Roveri dell'Atletica Mogliano non fa calcoli, ovviamente qui non si fanno calcoli in queste categorie, e si è portato subito al comando, confermando l'intenzione di seguire l'andamento delle gare precedenti, dove ha dominato in entrambe le gare, sia in quella di Vittorio Veneto che in quella di Rossano Veneto. Ed eccolo già al comando l'atleta del Mogliano, longilineo atleta ha preso decisamente il largo l'atleta di Mogliano, ora ha un vantaggio di una ventina di metri nei confronti degli immediati inseguitori, e la sua azione ha spilacciato il gruppo che procede molto allungato già fin dalle prime battute. Giro piccolo per i concorrenti, ora ritorneranno nell'anello e andranno a iniziare il giro grande alle spalle di Roveri. Vediamo che c'è un'altra maglia dell'Atletica Mogliano. È stato trovato un Nokia cellulare, se qualcuno l'ha perso lo può ritirare alla postazione microfonica. Un cellulare Nokia, naturalmente dovrà dare delle indicazioni sulla forma, sul colore. Noi intanto apprestiamoci a seguire l'ennesima dimostrazione di strapotere di sto Beailu Roveri della Atletica Mogliano. Abbiamo visto anche nel gruppo di testa Luca Bettini sempre dell'Atletica Mogliano, ma ora la situazione si è evoluta ulteriormente. Sempre al comando Roveri, e per gli immediati inseguitori lo vedremo all'arrivo, perché da qui è un po' difficile decifrare i numeri. Mi sembra di vedere forse i Bezzon, forse i gemelli Bezzon dell'Atletica Città di Padova, mi sembra di vedere, non vorrei sbagliarmi.
Attenzione perché qualcuno sta mettendo in discussione la supremazia di Beailo Roveri. È stato molto avvicinato dagli inseguitori e mi sembra di vedere proprio uno dei due gemelli dell'Atletica Città di Padova, Lothar Antonio Bezzon. Massimiliano Bezzon in seconda posizione. Massimiliano Bezzon che sta attaccando Beailo Roveri, e alle spalle di Massimiliano c'è il gemello Lothar. Grande gara dei due giovanissimi, dei due gemellini dell'Atletica Città di Padova provenienti dalla Polisportiva Aquila, Lothar e Massimiliano Bezzon. Massimiliano ora in seconda posizione, ma c'è la risposta di Beailo Roveri che mette in movimento le sue lunghe leve e va ad aggiudicarsi la vittoria. Ma grande gara di Massimiliano Bezzon. Beailo Roveri, Massimiliano Bezzon. Poi con numero 63 vediamo Jacopo Darè dell'Atletica Silca Conegliano. No, c'è. Adesso ho sbagliato qualche numero qua. No, è il gemello Lothar. Ed ora gli arrivi, quindi finalmente ha trovato dei degni avversari e ha dimostrato anche un bel carattere il Beailo Roveri, che ha dovuto impegnarsi a fondo per contenere il ritorno di Massimiliano Bezzon e del gemello Lothar. E queste sono le prime tre posizioni per quanto riguarda la gara dei ragazzi. Poi la classifica completa la vedremo. Anche qui un foltissimo gruppo di concorrenti, 163 concorrenti al via in questa gara ragazzi. E tra poco avremo la partenza della categoria cadette, che dovranno percorrere 2 giri medi, quindi cadette 2 chilometri per loro. Mentre continuano gli arrivi della gara dei ragazzi, andiamo a vedere cosa è successo nelle gare precedenti per quanto riguarda le cadette. C'è stata una alternanza delle due gare delle due atlete sulla carta più forti, Stella Zambolin e Francesca Crestani. Una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy, una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy, y ahora empieza a menear. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba. Dicevo della gara cadette che ha visto nelle due gare di Vittorio Veneto e di Rossano Veneto alternarsi al comando e vincere la gara Stella Zambolin, che ha vinto a Vittorio Veneto, e mentre a Rossano ha vinto la Stella Zambolin del Cassola, Marconi Cassola, ha vinto a Rossano ha vinto l'atleta della Vimara Francesca Crestani. Sono queste le due atlete più in vista probabilmente. A Vittorio Veneto al terzo posto è arrivata Sara Mazzucco della Quantin, poi Irene Salvadori della Fenice Mestre, Margherita Mescolotto della Firex e Arianna D'Alberto dell'Ana Atletica Feltre, mentre a Rossano vittoria per Francesca Crestani davanti a Stella Zambolin. Al terzo posto c'è stata Alice Bagarello, che vediamo presente, mentre Alice Bagarello delle Fiamme Oro non era presente a Vittorio Veneto. Poi quarta è arrivata Sara Mazzucco del Quantin, poi Irene Salvadori della Fenice
e al sesto posto è arrivata Maura Piazza della Nuova Atletica Città di Schio. Questo è il risultato delle gare precedenti, ma oggi è un'altra puntata e vedremo che cosa succederà. Soprattutto vedremo la bella tra Stella Zambolin e Francesca Crestani, che sono state le due dominatrici delle gare precedenti. E se c'è qualcuna che si vuole inserire saremo ben lieti di annoverarla tra le vincitrici e tra le atlete in vista. Sono pronte le concorrenti della categoria cadette. Tanto che il telefono che ho io qui sta suonando, se qualcuno ha perso un telefono. Sono 160 al via le concorrenti della categoria cadette. Ripeto che c'è qui un cellulare che qualcuno ha perduto in mezzo al percorso. Se qualcuno ne lamentasse la perdita può venirlo a ritirare descrivendo